Un invito a favorire il rinnovamento profondo della Chiesa e della società. La riflessione di Monsignor Tanasini a conclusione delle feste di luglio a Chiavari e Rapallo. In corso i lavori di miglioramento al porto di Chiavari. In attesa del collaudo definitivo si studia il modo per eliminare il problema della risacca. A breve un progetto sarà presentato in Regione. Una campagna di comunicazione per aumentare le percentuali di differenziata in vista del nuovo bando e del gestore unico. Il tema al centro della riunione del coordinamento amministratori della Fontana Buona. In vista delle nuove elezioni, l'associazione Pro Scogli si gode del successo della festa 2019 dei Santi Pietro e Paolo. Nell'occasione è tornata al gruppo del Sale la statuetta della Vergine protettrice dei marinai. Applausi all'alba sul lungomare di Chiavari per il concerto del quartetto d'archi all'opera, con loro i giovanissimi cantanti del piccolo coro Faldi. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Un invito a superare divisioni e campanilismi sia a livello di Chiesa che di società civile per favorire occasioni di rinnovamento profondo spendendosi per la nuova evangelizzazione e per i giovani. È uno dei passaggi chiave delle riflessioni proposte del Vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, in occasione delle feste di luglio a Chiavari e a Rapallo che sono addirittura d'arrivo. Vediamo. Nella storia della diocesi di Chiavari l'intervento di Maria ha sempre portato un rinnovamento profondo, un cambio d'epoca lo definirebbe Papa Francesco. È accaduto a Chiavari dopo l'apparizione del 2 luglio del 1610, accadde a Rapallo preservata da dolore e calamità più volte nella storia. E così la devozione mariana, ha spiegato il Vescovo durante le celebrazioni di inizio luglio, può portare un generoso apporto di creatività come conseguenza del rinnovamento profondo che la presenza di Maria genera nella storia. Monsignor Tanasini lo ha chiesto nelle celebrazioni, questo scatto di creatività con particolare riferimento ai giovani. Sembrerà forse un ritornello solito, ma io sono preoccupato per la condizione dei giovani nel nostro territorio e soprattutto in un territorio che mi domando se ha davvero attenzione ai giovani, se lo ha a cuore, che poi avere attenzione ai giovani vuol dire guardare al domani. E ho anche pensato di dover sollecitare a una creatività che dia uno slancio nuovo alla nostra vita di comunità, sia per la Chiesa, ci siamo impegnati per una nuova evangelizzazione, sia per la comunità civile. Abbiamo bisogno forse di vedere che cosa possiamo fare che dia una spinta. Il Ministero del Vescovo si è indirizzato in questi anni verso un cammino di comunione per la Chiesa diocesana tutta. Non è mancato nelle feste di luglio un riferimento alla necessità di superare divisioni e campanilismi e neppure il grazie alla Vergine che ha preservato Rapallo dalla perdita di vite umane nella notte della mareggiata di fine ottobre. In una situazione drammatica ha evitato che ci fosse una tragedia, perché nessuna vita umana è stata coinvolta. Ecco, non abbiamo potuto mancare di ricordarlo e di dire che allora queste feste a Rapallo avevano un tono tutto particolare. In molti sono rimasti colpiti dal gesto del pastore della diocesi che ha voluto partecipare alla processione con la venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto in sedia a rotelle per non mancare nonostante le difficoltà di movimento. Finché ho potuto ho camminato, però poi non mi sono voluto ritirare dalla processione e ho preferito fare questo contando sulla comprensione della gente. E ho visto molti segnarsi col segno della croce quando benedicevo e questo mi ha fatto pensare che ci fosse un rapporto con le persone che vedevano passare la processione e quindi ho pensato che fosse bene così, spero di non aver sbagliato. Ricordiamo che Monsignor Tanasini salirà domani al Santuario Mariano di Nostra Signora di Montallegro per lo scioglimento del voto. La Santa Messa avrà inizio alle 10:30.
La politica amministrativa adesso vanno avanti i lavori di miglioramento al porto di Chiavari in attesa del collaudo definitivo dell'intero scalo dopo i lavori. Intanto si studia il modo di intervenire per eliminare il problema della risacca all'interno del bacino portuale. Un progetto sarà presentato nei prossimi giorni in Regione. Vediamo. Dall'ingresso del gruppo Marinedi, quale socio del porto, Marina Chiavari sta cercando di realizzare un approdo piacevole, capace di attirare anche le grandi imbarcazioni. Marinedi, d'altra parte, è specialista nel progettare porti commerciali e turistici. A Chiavari sono state migliorate le infrastrutture, ampliate le aree verdi ed è partita la raccolta differenziata a barca con l'ausilio di ormeggiatori assunti da poco e sembrano già esserci ottimi ritorni. Anche i transiti dei turisti normali che non sono legati a questi eventi catastrofici, questi transiti stanno migliorando sensibilmente rispetto agli anni scorsi e contiamo di riuscire ad avere un'annata positiva come avvio della nostra attività. Intanto si va avanti con il progetto per ridurre il problema, noto in città, della risacca all'interno del porto. Dopo studi e simulazioni, un mese fa l'azienda Acquatecno ha realizzato un progetto per la costruzione di una scogliera di 40 metri, una sorta di pennellino con altezza dal pelo d'acqua di 2,5 metri. Per i responsabili del porto dovrebbe risolvere più del 90% del problema. Lo abbiamo presentato al sindaco e col sindaco andremo presto, quando la regione sarà disponibile, a presentarlo in regione in modo da avviare alla pratica. Il nostro auspicio è che per l'autunno-inverno prossimo si possa iniziare i lavori, che saranno brevi perché, essendo una cosa semplice, dovrebbe risolversi in 2 o 3 mesi. Infine, un passo alla volta, si va avanti anche per ottenere il collaudo della struttura portuale. Abbiamo risolto i problemi del distributore, stiamo aspettando l'ok dall'Agenzia delle Dogane per aprire di nuovo il distributore, stiamo chiudendo l'eliporto. La zona laggi ci preoccupa assai perché ci sono problemi di tipo di contenzioso legale pesante, però anche in quello stiamo cercando di arrivare a capo e di aiutare il sindaco ad ottenere il collaudo complessivo di tutto il porto. Con la cronaca rimaniamo nel porto di Chiavari perché è scivolato sugli scogli, molto probabilmente mentre pescava con la canna. Un uomo di 58 anni di Lavagna è stato soccorso questa mattina a Chiavari dal personale della Capitaneria di Porto. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Direzione Marittima della Liguria intorno alle 5:30 di questa mattina da parte di un uomo che ha notato il ferito incastrato fra gli scogli della massicciata esterna del porto. L'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure ha subito disposto l'invio della motovedetta. Dopo numerosi tentativi l'uomo è stato estratto dagli scogli dai vigili del fuoco, il personale medico e dai carabinieri intervenuti da terra. Imbarcato sulla motovedetta, che è riuscita ad accostarsi alla massicciata nonostante le difficoltà dovute agli scogli affioranti, l'uomo è stato affidato alle 6:15 alle cure del personale medico e trasferito poi con un'ambulanza all'ospedale San Martino di Genova. Secondo le prime informazioni l'uomo si sarebbe recato sugli scogli per pescare intorno alle 19 di ieri sera. È caduto ed è rimasto incastrato fino a quando non è stato notato dalla persona che poi questa mattina ha allertato i soccorsi. Nessun processo per l'alluvione del 25 ottobre 2011 che nello Spezzino provocò 11 morti. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di La Spezia, Mario De Bellis, che ha archiviato il procedimento dopo aver dichiarato inammissibile l'opposizione presentata dalle parti offese. Gli indagati per il disastro colposo erano 10, fra cui gli ex sindaci di Monterosso, Vernazza, Borghetto, Vara e Brugnato, tecnici e funzionari comunali e della provincia. La chiusura del fascicolo è arrivata dopo le risultanze dell'incidente probatorio che ha escluso responsabilità per le colate di fango sugli paesi generate da smottamenti ed esondazioni di fiumi e torrenti. I periti, si legge nel dispositivo del GIP, hanno concluso per la totale eccezionalità dell'evento e dunque hanno ritenuto con motivazione condivisibile che le opere realizzate dall'uomo per il contenimento e la regimazione dei fenomeni piovosi comunque realizzate non avrebbero in ogni caso consentito di impedire gli eventi per come si sono verificati. Le vittime dell'alluvione dell'ottobre 2011 furono 13 in tutto, considerando anche la vicina Lunigiana. E si è riunito questa mattina nella Biblioteca Comunale di Carasco il coordinamento amministratori della Fontana Buona. Tema principale affrontato nel corso della riunione è stato quello dello smaltimento dei rifiuti per i comuni che fanno riferimento al consorzio intercomunale di Rio Marsiglia. Sentiamo com'è andata.
Quali strade e soluzioni percorrere per affrontare il periodo di transizione che dovrà essere coperto dai comuni del consorzio Rio Marsiglia fino a quando non verrà bandita la gara di appalto per il gestore unico della raccolta differenziata per la città metropolitana di Genova. Nel frattempo, per cercare di aumentare le percentuali di ciascuna realtà della Val Fontana Buona, si punta a realizzare una campagna di comunicazione rivolta a tutta la popolazione che sappia in particolare coinvolgere le scuole del territorio. Sono questi alcuni degli obiettivi che si è dato il coordinamento degli amministratori della Val Fontana Buona, riunitosi per la prima volta dopo la tornata elettorale di fine maggio a Carasco. Ci sono anche tanti amministratori che per la prima volta affrontano questi temi, quindi era giusto che avessero la possibilità di capire di cosa si tratta, e quindi per questo abbiamo chiesto la presenza del presidente di Rio Marsiglia, che ha fatto una analisi tecnica della realtà che è la nostra discarica. Il consorzio è vivo e cerca di far fronte a tutte le difficoltà che si presentano quotidianamente per soprattutto far fede a 3 obiettivi che sono stati indicati anche dai comuni, che sono i proprietari del consorzio, cioè garantire il servizio, la continuità del servizio, fare le cose bene senza inquinare e fare bene i conti, perché poi tutto si tramuta sulla tariffa che arriva a casa delle persone, delle famiglie. E lavorare proprio sulla consapevolezza delle famiglie e di ciascun cittadino è uno degli obiettivi che si è dato il consorzio Rio Marsiglia, realtà nella quale fanno parte 19 comuni dell'entroterra e a cui conferiscono altre 13 amministrazioni del Tigullio. Tra le azioni che si vogliono mettere in campo c'è una più mirata e capillare attività di comunicazione. L'azione dell'amministrazione comunale deve essere mirata alla crescita culturale, che non è semplice, attraverso la corretta informazione, la corretta e doverosa informazione su tutta la cittadinanza, in modo particolare partendo dai ragazzi dalle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, e a crescere laddove esistano scuole di ordine superiore attraverso tutto il mondo dei ragazzi, perché solo facendo un'azione importante, incisiva, veramente di crescita culturale e soprattutto rispettando l'ambiente, si otterranno poi dei conseguenti risultati a valle. Inizieranno tra settembre e ottobre e saranno conclusi entro la fine del 2019 i lavori per il cablaggio in fibra ottica nel comune di Ney, notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Lo ha assicurato la società Open Fiber, assegnataria dell'appalto dall'amministrazione comunale, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato il sindaco Francesca Garibaldi e il consigliere delegato all'informatizzazione Alessio Cuneo. Nello specifico, il progetto prevede l'arrivo della fibra ottica nelle 862 abitazioni del fondovalle, comprese le frazioni di Frisolino, Chiesa-Nuova, Campodinè e San Buceto, mentre i restanti 612 nuclei abitativi saranno raggiunti da una rete Wi-Fi a banda ultralarga di nuova generazione. L'amministrazione di Nea ha evidenziato inoltre come prioritaria la necessità che la fibra ottica raggiunga la zona di Gambatesa, affinché grazie ad un'efficiente attività promozionale il museo minerario continui a confermarsi tra le attrattive più frequentate della Liguria. La riunione è stata fortemente voluta dall'amministrazione per accorciare i tempi di realizzazione dell'opera, un risultato che sarà ottenuto grazie all'ausilio dell'ufficio tecnico comunale, che ha pianificato ogni azione per evitare intoppi di natura burocratica che possano essere causa di ritardi in fase di autorizzazione prima e di realizzazione poi. I consiglieri di opposizione di Sestri Levante, Fabio Sturla del Movimento 5 Stelle, Giampaolo Benedetti di Sestri e di Tutti, Marco Conti di Riprenditi Sestri, Sestri Popolare e Giancarlo Stagnaro di Giovanni Toti Liguria hanno inviato una comunicazione alla Prefettura di Genova segnalando alcune violazioni delle norme vigenti in materia di accesso agli atti e di tempestività nella risposta alle sollecitazioni avanzate. In particolare, secondo quanto riferito da Marco Conti, in una occasione è stato negato l'accesso al protocollo comunale, ma più in generale le interrogazioni con richiesta di risposta scritta e le richieste di visionare documenti ufficiali vengono esaudite in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge. Sono aperti fino al 2 agosto 3 bandi di finanziamento del programma operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. La misura
mira a favorire la gestione sostenibile delle attività della pesca e dell'acquacoltura, incentivando la competitività e la capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale. Lo ricorda Claudio Muzio, segretario dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa della Liguria. 3 i bandi per una dotazione finanziaria complessiva di quasi 360.000 euro. Ulteriori informazioni si possono reperire insieme alla modulistica sul sito www.agriligurianet.it. La cronaca: i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato un 32enne straniero pluripregiudicato e senza fissa dimora per tentata rapina, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'uomo in stato di alterazione alcolica ha tentato di rubare il denaro dalla cassa di un ristorante etnico, minacciando il titolare e cercando di colpirlo. All'arrivo della volante stava ancora sbattendo i pugni contro il bancone e insultando gestori e clienti. Gli agenti hanno provato a calmarlo, ma ha opposto resistenza, ferendoli. Anche all'interno del commissariato ha mantenuto un comportamento oltraggioso e violento, danneggiando 2 sedie della sala di attesa. A Santa Margherita Ligure uno straniero di 33 anni, gravato di pregiudizi di polizia, è stato fermato alla guida di un motociclo senza patente e per questo denunciato. Deferito in stato di libertà anche uno straniero di 64 anni, pregiudicato, che è stato invece trovato in possesso di alcuni zainetti contraffatti del valore commerciale di 500 euro. È il bilancio questo dell'attività di controllo messa in campo la scorsa notte dalla Compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita. Nell'ambito della stessa operazione sono stati multati 2 stranieri di 29 e 32 anni che vendevano abusivamente merce anche contraffatta e un commerciante straniero di 22 anni titolare di un bar perché non in regola con le prescrizioni per la vendita di alcolici. Voltiamo pagina: tra pochi mesi ci saranno le nuove elezioni del direttivo dell'Associazione Pro Scogli di Chiavari. Intanto l'ultima festa dei Santi Pietro e Paolo, con alla guida Paolo Barabino, ha portato numerose persone in piazza, complice anche il bel tempo. In questa occasione è stata benedetta la nuova statuina della Vergine, che è stata poi messa e sistemata al gruppo del Sale. Siamo andati a vedere. La statuetta della Vergine è stata ricollocata sulla roccia al gruppo del Sale. La precedente, che resisteva dal 1997, è stata inghiottita dalle onde nella mareggiata di fine ottobre. L'inaugurazione si è svolta in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo del rione Scogli. A benedire la statuina il diacono Francesco Pignataro. Grazie a Marco Levaggi e al Comune, la Vergine è tornata ad indirizzare il suo sguardo protettore verso il mare. Era un simbolo di tutti noi chiavaresi e oggi sono veramente orgoglioso di ripresentare questa Madonnina ai chiavaresi con la benedizione, ed è giusto farlo nella festa degli Scogli, la festa di San Pietro, perché questo rione testimonia la vicinanza di Chiavari ai marinai. Alla cerimonia hanno partecipato diverse imbarcazioni, canoe e gozzi, una festa nella festa, quella del rione Scogli, che grazie ad alcune novità introdotte nelle serate ha portato numerose persone in piazza. Abbiamo cercato di modificare l'intervento musicale rendendolo un po' più attuale e la folla, la presenza ci ha dato ragione. E la gente è sempre legata a questa festa? Ma sì, la gente è legata. Ora i soci ormai sono rimasti pochi purtroppo, però è rimasto lo spirito. Ecco. E nel suo caso un bilancio di questi 2 anni alla presidenza? Si voleva cercare di recuperare un po' di spirito, probabilmente ci siamo riusciti. La messa è stata celebrata dal parroco Don Giacomo Canepa, che ha voluto recuperare il senso più profondo di una festa che parla di mare e di pesca. Intanto credere vuol dire vivere la propria vita in pienezza, non vuol dire solo una serie di riti, di tradizioni, nemmeno di preghiere, ma proprio Gesù vuole che nella libertà portiamo a compimento la nostra vita e che questo lo facciamo, la seconda cosa, decisamente, cioè la fede sia non una fede a singhiozzo, non una fede solo legata ad entusiasmi, solo legata a certi momenti, ma una fede che è una scelta giornaliera, quotidiana, decisa per Gesù. Una notizia di servizio: ricordiamo che resterà chiusa questa notte dalle 22 fino alle 6 di domani mattina la viabilità in via Moggia a Lavagna, all'altezza del casello autostradale. L'interruzione è necessaria per la prosecuzione dei cantieri per la realizzazione della nuova rotatoria. Il traffico urbano verso Cogorno e l'entroterra verrà deviato lungo la strada di Caperana a Chiavari. Sul posto assicurerà la sua presenza una squadra di protezione civile del Radio Club Levante. Negli stessi orari resterà chiuso l'accesso al
casello autostradale sia in entrata che in uscita. Per la giornata di domani il traffico sarà regolare, dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo, quello di lunedì, resterà chiuso solo in ingresso ancora una volta il casello della A12. Prima uscita ufficiale per l'Associazione I Bambini di Malika, ideata dal vulcanico rappallese Ruggero Rossi, che sogna di costruire una scuola ed una polisportiva in Senegal, appunto a Malika. Il progetto, realizzato da un gruppo di ex studenti di ingegneria, è pronto e può essere finanziato. L'associazione ora si è costituita ufficialmente ed è iniziata la campagna di raccolta fondi. Il Comune di Chiavari ha accolto favorevolmente il progetto e si è impegnato a organizzare un evento di solidarietà. Che cosa avete sognato per Malika? Abbiamo sognato, su suggerimento di Ruggero, una polisportiva che cercasse di racchiudere più sport possibili, tra quali calcio, tennis, basket, e una realtà scolastica, proprio per dare una speranza e una possibilità a questi bambini che purtroppo non sono fortunati come noi. 13 edifici scolastici, strutture sportive e una tribuna spogliatoi. Chi ti ha aiutato nella realizzazione di questo progetto? Allora, siamo un gruppo di ex compagni, ormai colleghi di università, ognuno di noi ha le proprie competenze e ognuno ha messo il suo nella realizzazione di questo progetto, di questo sogno ancora. Quali soluzioni progettuali avete immaginato perché sia qualcosa che si integri perfettamente col paesaggio locale? Allora, abbiamo voluto utilizzare materiali locali proprio per dare la possibilità alle persone del luogo di lavorare e di dare una mano alla realizzazione. A noi interessa che i bambini vadano principalmente a scuola, perché giocare si può giocare ovunque, studiare no, studiare ci vuole una scuola. Il sostegno può avvenire in tanti modi. Qualcuno di questo gruppo è uno sponsor diretto perché coopera direttamente con la realizzazione del progetto, con lo studio del progetto, con anche la costituzione dell'associazione che è venuta in tempi lunghi grazie alla nostra burocrazia. La quota sociale è, come tutte le associazioni no profit, è una quota di 30 euro annuali che uno può, mettendosi in contatto con noi, venire a versare direttamente, piuttosto che adesso, quando avremo disponibili anche i dati bancari, farla tramite bonifico. La forma di continuità serve per il mantenimento delle strutture una volta che vengono realizzate e inizialmente serve anche per poter cominciare. Quindi queste, diciamo, sono le due piccole forme iniziali. Io vorrei, spero, aprire il cuore delle squadre di calcio professionistiche, perché vengono, tra virgolette, sempre etichettate col fatto che buttano via soldi da tutte le parti, pagando giocatori, facendo cifre astronomiche. Noi chiediamo delle piccole cifre, vorrei che queste squadre si comprassero un'aula. La musica adesso, Archi all'Opera è un quartetto di rappresentanza del Teatro Carlo Felice di Genova che propone fra l'altro una mini rassegna di concerti all'alba organizzati a Chiavari dall'amministrazione. Una proposta insolita, certo, ma che ha incontrato il favore del pubblico molto numeroso nonostante l'ora. Lo scenario di lungomare ha senza dubbio favorito l'intensità della performance, ma a strappare molti applausi sono stati anche i bambini del piccolo coro Faldi. Sentiamo. C'è stata un'affluenza di pubblico notevole che fa sempre piacere. A quest'ora, così presto, non ce l'aspettavamo e invece il pubblico di Chiavari ha risposto benissimo e per questo siamo felicissimi. Purtroppo non è uscito il sole come speravamo, siamo qui, eravamo qui per questo, però insomma non importa, uscirà. Anche se l'avete un po' invocato con O Sole Mio. Ho messa tutta, niente da fare, ma tanto già quest'estate è piuttosto calda, quindi forse è anche meglio così. Ma cantare, Alessandro, così presto al mattino? È molto molto dura, soprattutto per non aver dormito, però poi all'aperto, insomma, ma diciamo che il pubblico è stato caloroso e quindi mi ha sostenuto e ho avuto modo di arrivare in fondo indenne. È
stata una grande sorpresa per noi essere coinvolti, essere invitati a partecipare a questa manifestazione. Gli Archi all'Opera ci hanno coinvolto e l'emozione è stata grande per il contesto, per il pubblico, per il repertorio presentato, una bellissima esperienza. I musicisti hanno faticato, visto l'ora, chissà i bambini questa mattina come hai fatto? Diciamo che avevano tutti un vademecum per l'idratazione della voce fin da appena svegli, riscaldamento, e poi c'è da dire che la loro giovane età, se da un certo punto di vista è una fatica in più, però li rende molto più duttili a questo tipo di fatiche, ecco. Sono diversi anni che portiamo in giro per le città rivierasche della Liguria questo format di spettacolo, il concerto all'alba, ed è sempre una grande emozione. Qui a Chiavari adesso è il secondo anno, sono belle emozioni, diciamo che la musica ci aiuta ad amplificare questo miracolo di natura che è il sorgere del sole. Vittorio Sgarbi sarà ospite domani sera a Neirone nel primo appuntamento della seconda edizione della rassegna Dante Fiumana Bella. Alle 21 negli impianti sportivi del comune lo storico dell'arte terrà una lezione dantesca nei pressi di Siestri, la frazione di Neirone citata da Dante nei versi della commedia. Altri appuntamenti in agenda per la giornata di domani nella nostra scheda. Appuntamenti in agenda per domenica 7 luglio. Sestri Levante ospita la gara di nuoto e corsa Sea to Sky. Ritrova alle 8 in spiaggia, presso il vicolo Miramare. In piazza Mazzini a Chiavari sarà presente un'autoemoteca Avis dalle 8:30 alle 12:30 per una raccolta straordinaria di sangue. La Promo Tour Rodero organizza la 20ª edizione della Marcia da Madunetta e il 35esimo incontro sul Monte Ramaceto. Alle 9 partenza della marcia in località Fosco di Bolzonasca. Alle 11 in vetta si celebrerà la messa e seguirà a mezzogiorno un momento conviviale, con pranzo al sacco e possibilità di fuochi per cuocere carne sulla ciappa. Dalle 10 alle 12 apre alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra, sito a Chiavari, in piazza Nostra Signora dell'Orto. È possibile organizzare visite guidate previa prenotazione. Visite guidate alla Villa del Duca Cavanevaro e a Villa Vicini, organizzate dall'Associazione Due Torri. Ritrova alle 10 in piazza 27 dicembre a Zoagli. Terza serata del Premio Bindi a Santa Margherita Ligure. Inizia alle 18:30 sul lungomare con l'happening di Enrico De Regibus e la performance live del vincitore. Alle 21:30 all'Anfiteatro Bindi continua la musica con la serata dedicata a Fabrizio De André e la consegna del premio alla carriera a Morgan. Italia intatta è la conferenza di Mario Tozzi e Dario Vergassola sulle bellezze dell'Italia da scoprire. Alle 21 all'ex convento dell'Annunziata il Sestri Levante. E domani è in programma la terza prova per il 60° Palio Marinario del Tigullio. Alle 15 i Gozzi torneranno in acqua a Sestri Levante dopo domenica scorsa, con l'organizzazione questa volta a cura della Lega Navale Italiana in collaborazione con la compagnia Remiera Lavagnese. Domenica scorsa ad aggiudicarsi la gara 2 per i Gozzi in legno, l'equipaggio di Sestri Levante seguito da quello di San Michele di Pagana, la Lega Navale di Rapallo, la Lega Navale di Chiavari e la compagnia Remiera Lavagnese. Domenica 21 luglio infine si terrà la chiusura a Chiavari con la rievocazione storica e la finale dei Gozzi in legno. Su queste immagini si chiude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna lunedì mattina con la nostra rassegna stampa. Continua sul sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.